12 persone agli arresti domiciliari in un'operazione dei carabinieri del Comando Politiche Agricole e Alimentari e del Comando Provinciale di Reggio Calabria, accusati di truffa e falso per il conseguimento dei fondi comunitari ed un sequestro di beni del valore di circa 1 milione di euro a danno di 25 indagati. Tra loro anche persone ritenute vicine alle cosche dell''Ndrangheta, Morabito Bruzzaniti Palamara e Mollica Morabito di Africo e Vottarinirta di San Luca nel Reggino. Sono stati salvati da una motovedetta di Roccella Ionica 81 migranti che si trovavano su 2 barche a vela, una delle quali è affondata perché imbarcava acqua. Nonostante il mare a forza 4, i militari sono riusciti a trasbordare i migranti. L'arrivo al porto delle Grazie è avvenuto intorno alle 13. Gli immigrati sono stati accolti a Roccella Ionica dalle forze dell'ordine e dalle associazioni di volontariato che hanno prestato loro i primi aiuti. Il Premier Monti ha presentato la sua manovra Salva Italia che più di qualcuno ha etichettato come dei provvedimenti lacrime e sangue. Dando un'occhiata ai vari punti del provvedimento, a piangere non saranno solo i contribuenti ed i lavoratori, ma anche gli amministratori provinciali che sono stati praticamente cancellati. La manovra infatti prevede l'abolizione delle giunte provinciali, mentre i consiglieri degli stessi enti avranno un massimo di 10 componenti. Unica tappa calabrese a Crotone dell'iniziativa del PD dal titolo Rifare l'Italia, rinnovare il PD, alla presenza del responsabile del Dipartimento Economia e Lavoro del partito, Stefano Fassina. Durante l'incontro a Fassina è stato presentato il piano straordinario per i giovani, con il quale il partito propone delle ricette per uscire dalla crisi ed avviare lo sviluppo. La mia presenza qui, ha detto Fassina, fa parte di un percorso di sostegno ai processi di rinnovamento del partito che avvengono sul territorio.